Il 26 giugno gli 87 paesi che compongono il Comitato Olimpico Internazionale dovranno decidere se ad ospitare i Giochi invernali nel 2026 saranno Are, Stoccolma o Cortina, Milano. Le due candidate italiane sono ottimiste e forti di un dossier accolto con grande favore dallo stesso CIO. Sia Veneto che Lombardia puntano molto su questa opportunità che va al di là della sola competizione sportiva. Nasce così l'idea, lanciata qualche giorno fa dai governatori delle due regioni, Zaia e Fontana, di una strada olimpica Milano-Cortina. Un itinerario culturale, turistico e anche enogastronomico che parte dalle vallate, lombarde, passa per Milano, ovviamente nel territorio veneto, toccando anche, penso, la Villa Barbaro Maser, Asolo, Conegliano, per arrivare a Pieve di Cadore e poi Cortina. Un percorso che unisca non solo idealmente le due regioni. Un'occasione anche per investire anche dal punto di vista infrastrutturale e coinvolgere anche tutto il territorio, sia veneto che lombardo. Un itinerario che permetta a tutti di conoscere le bellezze delle due regioni, scoprendo anche luoghi meno noti. Le Olimpiadi non sono soltanto un evento sportivo, ma sono una grande occasione per far ripartire la montagna veneta, quindi in particolare la provincia di Belluno, ma non solo la provincia di Belluno. Con questa iniziativa si è pensato anche di far conoscere il resto del territorio veneto e lombardo.